La apriamo con un messaggio positivo, cioè che le nostre coste sono balneabili e quindi ce le possiamo godere in questa stagione che inizia ufficialmente. Via dal 1° maggio alla stagione balneare. In tutte le spiagge del litorale veneto le temperature più che miti di questi giorni hanno permesso agli stabilimenti di mettere in pratica la prima prova d'estate. Stagione che si apre con il quasi tutto esaurito negli alberghi del litorale veneziano. Federalberghi comunica che si arriverà a raggiungere l'81% di occupazione, con punte fino all'85% e con circa il 70% di strutture aperte. E garantiamo anche i controlli costanti grazie ad ARPAV, che permette di avere quella sicurezza che continuino nel tempo ad avere le condizioni, le caratteristiche appunto per la balneabilità. Durante l'estate ARPAV garantirà infatti controlli mensili su ogni acqua di balneazione con analisi microbiologiche su Escherichia coli ed enterococchi intestinali, oltre al monitoraggio delle condizioni ambientali e alla verifica della presenza di eventuali materiali spiaggiati. Il dato positivo è che in un recente studio tutte le acque del Veneto sono state ritenute idonee alla balneazione. A Jesolo, intanto, con l'apertura della stagione viene esteso a tutta l'area sabbiosa dell'Arenile il divieto di fumo. Sarà vietato fumare in quelle aree, sarà consentito esclusivamente nelle aree smoking, che dovranno essere attrezzate con dei sistemi anche di recupero e riciclo dei mozziconi da parte di ogni concessionario, da parte di ogni stabilimento, e nel lungomare. Sarà altresì consentito anche nei chioschi, ma chi lo vorrà di queste attività potrà introdurre analogamente dei divieti di fumo. Riteniamo questa sia una grande scelta di tutela ambientale, ma anche di convivenza fra le persone. Novità anche per gli animali d'affezione. I cani potranno accedere alla battigia soltanto nelle ore serali e notturne, dalle 20 alle 8 del mattino, mentre durante il giorno il transito sarà consentito esclusivamente lungo la passeggiata. Dalla Regione, intanto, il monito a rispettare gli altri e l'ambiente. Si può fare attività turistica se anche tu hai un ambiente che è recettivo, un ambiente bello, un ambiente che si offre anche da un punto di vista turistico. Naturalmente è un ambiente che deve essere anche rispettato. Durante la stagione turistica si abbassa un pochino l'attenzione sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Ecco, io vorrei invece sottolineare come sia necessario mantenere sempre alta l'attenzione anche su questo aspetto, perché se noi vogliamo avere un ambiente sano e bello, dobbiamo anche avere quelle attenzioni e quella cura che ci permettono poi di avere le condizioni appunto perché l'ambiente in cui noi viviamo sia un ambiente sano.